ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Talk Talk Sardegna. Siamo lieti di essere di nuovo con voi a farvi compagnia, raccontandovi tutto quello che ci passa per la testa e a farvi compagnia in diretta dallo studio 1 di Torino. Alessandro Vanno. E finalmente, dopo un anno di esilio dello studio 2 di Oristano, e come sempre io, dal mio bellissimo studio di Monserrato, sempre qui. E quindi abbiamo come ospite, oggi apriamo puntata sportiva, come ormai è nostra tradizione, e abbiamo come ospite penso la persona che è venuta più spesso da noi, e siamo contenti di vedere l'ascesa della persona, perché l'abbiamo intervistata la prima volta che era assistant coach della Dinamo Sassari, e l'intervistiamo oggi che è di nuovo assistant coach per la nazionale italiana di basket. Quindi Edoardo Caserone, grazie per essere con noi stasera. Grazie a voi per l'invito, ciao a tutti. Ciao a tutti, sì, ciao a tutti. Non sono più abituato. Comunque, Edoardo, la cosa che ti chiedo innanzitutto era, durante la partita contro la Serbia, succede che il coach se ne va, per cui noi tutti abbiamo in mente quella scena là. Però tu che allenavi in quel momento, durante quella partita, cosa hai provato, cosa vedevi? Raccontaci tu quello che hai visto e come ti sei sentito. Ma è intanto un susseguirsi di emozioni, no? Nel senso che arriva il terzo fallo tecnico, il secondo per la panchina, quindi in realtà non era neanche colpa di Gianmarco questa volta, però il risultato era lo stesso, Gianmarco doveva abbandonare il campo. E lì c'è un attimo diciamo che l'adrenalina va a 1000 perché intanto bisogna subito capire che cosa fare e poi quando realizzi che quindi devi gestire in prima persona, chiaramente con l'aiuto di tutto lo staff ovviamente, ma devi gestire la squadra e lo stai facendo in un campionato europeo, è un qualcosa di non usuale, no? Mettiamola così. E quindi è chiaro che passano per la testa 1000 pensieri, ma in realtà poi i 1000 pensieri spariscono quasi subito perché dopo una frazione di secondo devi iniziare a fare quello per cui sei lì, cioè il tuo lavoro, cioè provare ad aiutare i ragazzi a portare via quella partita. E quindi, sai, hai pochissimo tempo per pensare a 1000 cose come invece uno vorrebbe in quel momento lì, no? Magari godersi quello che sta per succedere o quello che sta succedendo. In realtà cerchi di essere il più lucido possibile e di fare in modo che i ragazzi possano performare al massimo nonostante manchi quella che è la guida, che è il capo allenatore e che chiaramente è una mancanza, no? È veramente qualcosa che viene a meno e quindi bisogna riuscire a coprire tutti i buchi, per cui ognuno staff deve fare un pezzettino in più, ogni giocatore deve dare un pochino in più perché manca, ripeto, la guida. Ma cioè, fammi capire, quando si è cristallizzato il risultato, quando si è vinto, a parte le urla di Alessandro, in campo che area c'era, com'era nello spogliatoio, cosa si sentiva? Allora, tieni presente che l'ultima azione noi prendiamo un rimbalzo, andiamo in attacco, mancano una ventina di secondi e lì veramente è conclamata la vittoria, per cui ci abbracciamo di staff e io mi ricordo che quando finisce l'abbraccio mi giro e vedo che la Serbia ha la palla e sta correndo verso il nostro canestro da fare un terzo tempo e lì un attimo dico aspetta un attimo, cosa è successo? Perché non mi sono accorto che nel mentre di là Biliga aveva provato a fare un tiro, è stato stoppato ed erano partiti in contropiede e lì un attimo dice aspetta un attimo quanto manca, poi mancavano tipo 3 secondi e quindi in realtà la partita era chiaramente più che in ghiaccio, però un attimo di imbarazzo c'è stato lì e poi emozione incredibile perché poi chiaramente i giocatori sono impazziti, noi eravamo già impazziti qualche secondo prima e Gianmarco che era lì che voleva festeggiare con i giocatori, per cui ma avete visto le immagini della festa, il fatto che sia corso in braccio a Tetocompo, cioè hanno fatto il giro del mondo e credo che quello sia proprio la fotografia, anche se era un video, ma la fotografia della gioia di quel momento lì, nostra, in mezzo al campo, ma che poi in realtà mi sembra di aver percepito quella che hanno provato tutti i tifosi italiani presenti a Berlino e quelli che la stavano guardando in televisione. Credo che sia stata un'esplosione, forse perché in pochi se lo aspettavano, noi in realtà ci credevamo e l'abbiamo dimostrato in mezzo al campo, è stato qualcosa di unico. Allora, abbiamo fatto un cambio, nel senso che il coach ha chiamato al cubo dei cambi Matteo, quindi adesso Matteo ha cambiato con Emanuele, quindi adesso abbiamo fatto questo switch,
Però, Edoardo, volevo proprio dirti, partire da questo discorso, cioè tu venivi da un'esperienza di head coach a Torino in A2, dove appunto avevi iniziato un tuo percorso da capo allenatore. Come è stata anche la tua routine, il tuo modo di lavoro, cambiare di nuovo, quindi di nuovo diventare, far parte di uno staff in cui comunque sia devi avere un ruolo per forza diverso. Com'è stato questo cambiamento? Allora, è stato molto facile perché poi la verità è che quando ti chiama la nazionale non stai a pensare al ruolo, perché penso che per tutti i 56 milioni di abitanti o quanti siamo in Italia, quando chiama la nazionale, qualsiasi possa essere il ruolo, la gente vada di corsa, no? Però è chiaro che cambia invece nel lavoro che fai. In realtà lavorare con Gianmarco, io l'ho fatto per 3 anni a Sassari, è qualcosa dove sei sempre molto coinvolto, non c'è grande differenza tra quello che fa un assistente e un altro assistente, ma tutti gli assistenti sono sempre molto partecipi all'interno dell'allenamento, della programmazione, eccetera. Quello che fa in più il capo allenatore, che è il suo ruolo, è prendere decisioni e assumersi le responsabilità. Quindi la grande differenza tra l'assistente e il capo allenatore in realtà è proprio questa, cioè quante responsabilità uno si prende, quante rotture, diciamo questa parola un po' brutta ma rende l'idea, ha durante la giornata e quella è la parte forse un po' più impegnativa dell'essere capo allenatore. Poi da assistente hai magari delle parti più burocratiche o compilative in alcune cose, per cui quando devi preparare i video e i report è chiaro che è la parte poi dove gli assistenti dedicano più tempo. Però per quanto riguarda, ripeto, la programmazione, la preparazione delle partite, degli allenamenti, Gianmarco è un allenatore che è veramente molto coinvolgente e quindi è in grado di far sentire tutti importanti all'interno dello staff e questa cosa che avevo avuto piacere di viverlo già a Sassari è un qualcosa che ti galvanizza, ti elettrizza, per cui diciamo che fare l'assistente a Pozzecco è qualcosa di forse anche un po' diverso rispetto dal fare l'assistente classico in altri club, proprio per la sua capacità di renderti parte di quello che lui sta proponendo ai ragazzi, sta pensando. Quindi quella parte lì non è tanto diversa, è sicuramente, come dicevo, diverso il quotidiano, però, ripeto, quando chiama la nazionale non c'è niente che possa trattenerti dal dire sì, arrivo di corsa. Io invece volevo sapere un'altra cosa, dal punto di vista mentale, sempre in più sport si parla della figura del preparatore del mental coach. Come la nazionale affianca i suoi atleti, anche in caso attraverso l'aiuto di qualche professionista? Ma allora, si parla purtroppo in Italia forse pochi anni di figure professionali come il mental coach, nel senso che siamo sempre un po' a inseguire altre nazioni dove invece queste figure sono ormai radicate all'interno dello staff. Ci sono tante figure che aiutano i giocatori, figure tecniche, figure che li aiutano dal punto di vista fisico e possono essere o di preparazione o di recupero, quindi figure fisioterapiche, dottori e compagnia. Ci sono anche figure di questo genere. È chiaro che poi secondo me ogni staff ha bisogno di essere completo al proprio interno, per cui a seconda di quali sono le carenze si cerca di sopperire con più figure di questo genere. Coach Pozzecco per esempio è secondo me eccezionale nel sapere che cosa sta per succedere oltre che dentro il campo a un giocatore e nella testa di un giocatore. Ma questa cosa qui è molto facile, non è un veggente, è semplicemente stato forse il più grande playmaker italiano di sempre e quindi ha giocato a livelli con squadre, con giocatori che gli permettono di sapere, ma perché l'ha già vissuto, che cosa sta per succedere o che cosa sta pensando un giocatore. Per cui è chiaro che forse non c'è nessun mental coach migliore per un giocatore che un giocatore stesso. Cioè io penso che il miglior mental coach per una persona sia la persona stessa, cioè se potesse autoaiutarsi magari guardandosi dall'esterno sarebbe una cosa fenomenale. Ecco, avere una figura come un ex giocatore che lo può aiutare in questo senso
è qualcosa di eccezionale, perché sa veramente di cosa sta parlando, non va solo nel teorico ma va anche nel pratico. A proposito di questo, nello staff c'era un'altra figura molto importante che poi non ha potuto disputare l'Europeo con noi perché è impegnato con l'Olimpia Milano, ma che è Peppe Poeta. Peppe Poeta è un altro ex giocatore, è scritto piccolissimo perché ha smesso l'altro ieri di giocare, che dà una mano pazzesca in questi termini, e infatti è stato inserito nello staff dell'Olimpia Milano perché, oltre a essere un profondo conoscitore della pallacanestro, e l'ha dimostrato in mezzo al campo, è una figura che può aiutare chi come me non è stato giocatore di buon livello, mettiamola così, a capire certe dinamiche che, non avendole vissute, si possono provare a immaginare, ma non è facile, no? A volte Gianmarco in mezzo al campo dice ai giocatori: io so cosa state pensando, e i giocatori hanno lo sguardo di quello, come il professore a scuola con l'alunno, no? Che dice so cosa state pensando e non ci indovina mai, non ci prende mai neanche per sbaglio, e i giocatori lì hanno la faccia come. E poi quando Gianmarco dice che cosa pensa lui in quel momento lì, che stiano pensando i giocatori, e i giocatori sgranano gli occhi perché dicono: ci ha preso, com'è possibile? Com'è possibile? Perché lo pensava anche lui fino a qualche anno fa, per cui questo è per chiudere un po' il discorso del mental coach nello specifico. Però sì, in nazionale abbiamo diversi professionisti, anzi di ottimo livello, che danno proprio una mano ai giocatori per essere performanti il più possibile. Restando anche un po' su questo aspetto, volevo chiederti, nel percorso verso gli europei e poi arrivando anche agli europei, avete avuto probabilmente due momenti abbastanza difficili. Il primo è stato l'infortunio di Gallinari, che ha cambiato insomma anche la costruzione un pochino della squadra, e poi la sconfitta con l'Ucraina, che sembrava all'inizio qualcosa che poteva insomma complicare il vostro cammino, anche se poi è successo quello che è successo con la Serbia. Come avete lavorato dal punto di vista mentale in questo caso per ricucire magari quelli che erano anche le preoccupazioni della squadra, soprattutto dopo l'infortunio di Gallinari, e poi cosa è cambiato a livello più che altro anche tattico, insomma, che vi ha portato comunque ad avere degli ottimi risultati, pur mancando un uomo come il Gallo? Ma l'infortunio di Danilo è stato qualcosa che ci ha buttati un po' giù moralmente, soprattutto perché in realtà Danilo è un ragazzo strepitoso, che non avevo avuto ancora la fortuna di conoscere così a fondo, ma è veramente una persona clamorosa, e il fatto che un ragazzo che tiene così tanto la nazionale si faccia male giocando una partita importantissima, perché era una qualificazione mondiale, a pochissime ore dall'esordio di un europeo, tra l'altro estremamente particolare perché è un europeo giocato per il girone perlomeno in casa, che è un qualcosa di unico, perché se voi pensate il forum sold out per la partita con la Grecia, la partita con la Croazia, comunque la partita con l'Estonia e la partita con la Gran Bretagna, c'era comunque un grandissimo pubblico sui 10.000. Quindi 10.000, stiamo parlando di quasi tutti italiani. È chiaro che alla fine è un evento unico, e come tale va goduto, no? È bello che ogni giocatore possa godere di tutto questo. E purtroppo Danilo si è fatto male, e quindi mentalmente è stato un brutto episodio, ma perché i ragazzi, noi dello staff, ci tenevamo che Danilo potesse far parte di questa spedizione azzurra, perché se meritava e perché la voleva. Il secondo episodio che hai citato è la partita con l'Ucraina, che è stata una partita che secondo me ha dichiarato, forse a chi non ci credeva, che ormai nella pallacanestro europea non ci sono squadre che devono perdere e squadre che devono vincere. Non è un caso che nelle prime 4 non siano arrivate la Grecia di Antetokounmpo, la Slovenia di Doncic o la Serbia di Jokic. Non è un caso, ma non perché arrogantemente penso che quei tipi di giocatori lì siano quasi deleteri per le loro nazionali, tutt'altro, sono dei giocatori fortissimi che vincono le partite anche da soli qualche volta. Ma perché la dimostrazione che tutte le squadre possono assolutamente vincere una partita contro tutti, anche contro giocatori fenomenali come quelli che ho citato adesso. E
quindi la partita con l'Ucraina è stata semplicemente una partita dove l'Ucraina ha fatto un'ottima partita, come aveva già fatto tra l'altro in qualificazione mondiale in Lettonia, e noi non abbiamo fatto una buona partita onestamente, e quindi l'Ucraina ha meritato di vincere quella partita lì, tra l'altro poi classificandosi seconda nel nostro girone, quindi voglio dire dimostrando anche di valere quella posizione. E per cui sì, sono state due situazioni che abbiamo dovuto, non voglio dire gestire, ma se non altro affrontare. E è chiaro che possono anche destabilizzarti, ma questo non è successo perché diciamo che il gruppo, il nucleo dei giocatori era veramente molto compatto, oltre che molto esperto, cioè secondo me a giocatori come Datome, Melli, ma non li cito tutti, ma dovrei citarli tutti, ha poco senso andare a spiegare che una partita bisogna resettarla subito, soprattutto quando è una sconfitta, e pensare subito alla partita successiva. È chiaro che arrivavamo da 2 sconfitte, ma la partita precedente, quella con la Grecia, avevamo fatto una prestazione straordinaria, forse meritavamo quasi di vincerla, per cui direi che quella lì nella nostra testa era un'ottima prestazione. Quella con l'Ucraina non lo è stata, però ripeto, la bravura, la straordinarietà di quel gruppo lì è anche dovuta al fatto che c'erano giocatori estremamente abituati a giocare partite ravvicinate, e lì noi giocavamo 5 partite in 7 giorni e non c'era tempo di stare a pensare a quale potesse essere il contraccolpo di una sconfitta contro una squadra che magari tutti pensavano che fosse una squadra facilmente abbordabile. Si è dimostrata una squadra più ostica, potevamo vincere, non sto dicendo il contrario, ma credo che quella sia stata un po' la spinta della reazione della partita contro la Serbia, no? Contro la Serbia secondo me abbiamo giocato una partita assolutamente sopra le righe, è stata definita forse una delle partite più belle della nazionale, personalmente ovviamente la ritengo come una delle più belle, ma non vale solo di parte, però è chiaro che è stata molto emozionante. Credo che tutto il trasporto emotivo a livello di energia che c'è stato dentro il campo un po' sia stata anche dovuta al fatto che i giocatori volevano dimostrare che soprattutto in un campionato europeo si possono commettere anche a volte dei mezzi passi falsi, ma che in realtà poi valeva assolutamente di più di quello che qualcuno poteva pensare in quel momento, tant'è che siamo arrivati forse dall'avere la semifinale quasi in tasca, poi con un pizzico di fortuna in più, per non dire parolacce, arriviamo a giocarci la semifinale, ecco. Sì, infatti anche questo, la gestione degli episodi è anche come riuscire a superare queste situazioni critiche che poi alla fine sono quelle che sono capitate nel corso dell'Europeo. Diciamo che è stato un percorso semplice. Certo, come hai detto tu, se il tiro di Fontecchio entrava, l'Assi era un altro... Parlavamo di tutto un altro mondo, sia quello di 6 tiri liberi che altro, però non soffermandoci tanto poi su questi episodi che alla fine poi nel basket sappiamo così che... li rivivo anche io nella testa, che preferisco. Esatto. Io ti volevo fare una domanda un pochino più legata al futuro. Ovviamente tu, essendo parte dello staff della nazionale, hai avuto modo di confrontarti non solo con poi i 12 che sono andati a Milano, che vabbè, poi a Berlino, ma anche con un gruppo di ragazzi che andranno a formare la colonna portante della nazionale nei prossimi anni. Parlo di Procida, parlo di Spagnolo, che c'è ragazzi che nei prossimi anni sicuramente daranno tanta nazionale. Ecco, da questo punto di vista, come vedi tu questo percorso? Si parla tanto ad esempio di Banchero, si dice che cambierà comunque il volto della nazionale, però partendo dai ragazzi che adesso siamo sicuri che saranno in nazionale, come vedi il loro percorso di crescita? Partendo ad esempio da Procida, che ha fatto una grande esordio in Eurolega. Come pensi che questo il loro inserimento all'interno della squadra nazionale possa portare beneficio sicuramente al gruppo? Allora, ero a vedere Gabriele a Milano la settimana scorsa e poi ho visto nel weekend una partita dove c'erano tanti giocatori coinvolti, che era Varese-Trento. Credo che ci siano tanti giocatori che volgarmente si dice in ottica nazionale, ma nessuna ottica, semplicemente fanno parte della famiglia della nazionale. Hanno già fatto parte, sicuramente avranno un grande futuro davanti con la maglia azzurra, per cui
è bello che questi ragazzi abbiano grande spazio nei club e possano giocare dei minuti importanti in un campionato importante, che sia tedesco per Gabriele Procida, quello italiano, quello spagnolo per Oké, che tra l'altro adesso anche un infortunio, per cui speriamo che si possa riprendere il prima possibile, ma al di là di questo diciamo che teniamo monitorati tanti talenti, perché di questo si parla di giocatori con grande talento che meritano di vestire la maglia azzurra, che sicuramente la vestiranno in futuro e perché no magari già alla prossima finestra dell'11 novembre, perché credo che si sia intrapreso un percorso proprio di diciamo sviluppo della nazionale, no? Per cui in questo momento i ragazzi hanno chiaro nella testa che il loro obiettivo è far parte del gruppo che poi si gioca le competizioni, ma è anche vero che questa è la grande differenza tra club e la nazionale. Nel club tu scegli 10 giocatori, 12 giocatori, quelli porti avanti e sono la tua squadra. In nazionale cosa succede? Che tu puoi attingere da un bacino molto più grande, ma c'è, secondo me, la cosa più brutta che può succedere nello sport, che è il dover dire a un ragazzo non vieni a vivere un'esperienza pazzesca che può essere una partita di qualificazione, l'europeo o qualsiasi altro evento. Per cui è chiaro che quella lì è la cosa che destabilizza più di tutti, perché lavori con dei ragazzi e a un certo punto devi sceglierne qualcuno e qualcuno purtroppo lo devi lasciare a casa. Però sono giovani, sanno che hanno, ripeto, tanto tempo davanti per potersi togliere tante soddisfazioni con questa maglia e soprattutto stanno lavorando molto bene, per cui da questo punto di vista secondo me la nazionale ha un grande futuro davanti e ha i nomi che hai fatto tu e altri nomi sulle spalle, per cui direi che ci si può divertire nel futuro. Invece, andando un po' avanti nei sogni, dove vedi che, secondo te, dove può arrivare questa nazionale? Nell'immediato spero a giocarsi il mondiale l'estate prossima, nel senso che adesso noi abbiamo una finestra a novembre dove abbiamo Spagna-Georgia, poi avremo un'altra finestra a febbraio e nell'immediato ti direi a giocarci il mondiale perché vorrebbe dire fare un altro passo avanti in costruzione di quello che vuole essere il percorso azzurro. È chiaro che sarà tosta perché, ripeto, la Spagna, incrociamo solo la Spagna campione d'Europa, per cui direi che è alla portata di tutti. Però no, vabbè, siamo pronti assolutamente a giocarcela con tutti, anzi giocheremo in casa e speriamo che ci sia un grande pubblico a Pesaro pronto a spingerci, a darci una bella mano, esattamente come è stato quello di Milano, e ci ha fatto fare una partita straordinaria contro la Croazia, una Croazia direi super infarcita di talenti, giocatori NBA, per cui di questo siamo abituati. No, credo che il percorso sia lungo, ci sono ovviamente tanti obiettivi, ovviamente ci piacerebbe partecipare a tutte le competizioni possibili, per cui le giochiamo una per volta, adesso il focus è sulla prossima finestra, adesso prima o poi dovremo fare poi le convocazioni ufficiali perché si sta avvicinando la data e quindi l'obiettivo adesso è iniziare a pensare a portarci a casa questa qualificazione alla quale teniamo molto e che sarebbe di nuovo, ripeto, un'altra bella esperienza da vivere e da far vivere ai nostri tifosi, per cui Ecco, Edoardo, per chiudere anche ti volevo fare invece una domanda su quello che è il campionato italiano. Con il fermo, insomma, anche a livello continentale delle squadre russe, tanti giocatori sono arrivati in Italia, si è alzato il livello. Secondo te che campionato sarà? Che campionato stiamo già vedendo in un certo senso e quale può essere la possibile sorpresa di quest'anno? allora, credo che sia un campionato divertente. Ho già visto un po' di partite e credo che sarà veramente molto molto avvincente. Non è un caso che la maggior parte delle partite finiscano veramente con pochissimi punti di scarto e penso anche a partite dove ci sono squadre molto blasonate, la Virtus che vince all'ultimo a Napoli, Milano che domenica scorsa vince all'ultimo tiro contro Brindisi, per cui credo che come sempre, a maggior ragione quando si gioca contro squadre di quel livello lì, tutti vogliono fare bella figura, anzi forse danno un po' di più di quello che
che hanno, e quindi il risultato per noi appassionati credo che sia il massimo, cioè vedere una partita combattuta di grande energia, di grande voglia. Per quanto riguarda il livello dei giocatori, è vero, hai ragione, col blocco dei campionati russi, o comunque con quello che sta succedendo purtroppo da quella parte del mondo, è chiaro che tanti giocatori hanno scelto di non andare a giocare in quei territori e quindi hanno diciamo rinforzato ancora di più roster che già erano più che competitivi. Credo che Bologna e Milano abbiano fatto due squadre molto interessanti e credo che lo siano anche per l'Eurolega, ma per tutte le altre squadre che stanno facendo i campionati, cioè le coppe europee, scusate, mi viene in mente Reggio Emilia, Sassari, ci sono direi grandi prospetti, quindi giocatori molto interessanti. Per quanto riguarda invece la sorpresa, ma credo che si debba parlare poco di sorprese, nel senso che io penso che ormai ci siano tante realtà. È chiaro che Bologna e Milano partono un gradino avanti, forse due rispetto a tutti gli altri, ma è normale che sia così per investimenti che fanno, ma anche proprio perché devono affrontare un campionato come l'Eurolega che non potrebbe accettare una squadra mediocre. E per quanto riguarda invece le altre squadre, sto guardando Tortona, ma Venezia, Brescia, credo che ormai non siano più sorprese. La sorpresa può essere se dovessero vincere il campionato, assolutamente sì, perché è chiaro che battere corazzate di quel genere vuol dire fare un'impresa e quindi assolutamente quella sarebbe una sorpresa, ma il fatto di vincere delle partite durante il campionato, di classificarsi bene, perché no, magari di superare anche qualcuna di quelle squadre in classifica nel campionato, o perché no di portare a casa magari un trofeo che può essere la prossima Coppa Italia che giocheranno a Torino, credo che quelle non siano sorprese, nel senso che ormai ci sono roster molto ben forniti, per cui credo che definire Tortona, Venezia, Brindisi, Brescia una sorpresa sarebbe mancare un po' di rispetto nei loro confronti. Ci sono diverse squadre particolari, Varese è una squadra che per esempio sta producendo una pallacanestro non usuale all'interno del campionato italiano, forse neanche europeo. La stessa Napoli ha fatto una squadra di grande talento, per cui voglio dire, secondo me sarà divertente, ci sono squadre molto divertenti e credo che sia bello da andare a vedere. Io mi sto godendo le partite e mi sto divertendo e credo che sia questo. Tra l'altro notavo il fatto di vedere finalmente i palazzetti di nuovo che si stanno riempendo, è qualcosa che per noi che porca miseria abbiamo vissuto quel periodo lì è stato tragico, perché giocare davanti a nessuno, io so che i tifosi hanno sofferto, ma credetemi che anche i giocatori in mezzo al campo giocare con nessuno sugli spalti era qualcosa di devastante. Vedere di nuovo i palazzetti pieni è qualcosa che dà grande energia, è bello vedere i bambini che fanno il tifo per i loro beniamini, cioè questo è qualcosa di impagabile. E io mi sfregavo le mani perché sarà a Torino e quindi vedremo, magari vi organizziamo anche qualcosina. La mia mente stava andando, quindi occhio, occhio. Allora Edoardo, noi abbiamo finito e vi annuncio a tutti voi con Gaudio Magnum che abbiamo, con Gaudio Magnum, se no mio padre mi ammazza di botte, che abbiamo cambiato nome al format. Quindi prima avevamo l'aperitivo, quindi ci siamo fatti un'ubriachera clamorosa nella scorsa stagione, quest'anno siamo un pochino più filosofici, si chiamerà wishlist, cioè chiederemo a fine dell'intervista al nostro ospite qual è il suo desiderio che vorrebbe che si realizzasse al termine di quest'anno in cui si sta svolgendo la puntata. Edoardo, qual è il tuo desiderio e cosa speri di arrivare a fine anno? Fine anno quindi vuol dire fine 2022? Siamo 2023, dai, Ok. è la fine della stagione, dai. Allora, esatto, perché sai che la nostra Piace. stagione, esatto, noi ragioniamo come la scuola, da settembre a giugno. No, allora dai, spero di raggiungere ottimi risultati con la maglia azzurra, per cui nello specifico spero di qualificarci e poi di fare un buon mondiale la prossima estate. Quella sarebbe veramente un sogno, perché dopo l'europeo poter partecipare a un mondiale, ho i brividi adesso che mentre te lo sto raccontando, è chiaro che è un qualcosa di unico, per cui quello è il sogno nel cassetto in questo momento.
Perfetto, allora grazie mille Edoardo, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito questa sera, grazie mille a Matteo Cardia che ormai lo vedete molto più spesso, ho detto di altri ragazzi della redazione comparire un po' così, grazie mille a Piero Grimaldi, grazie a Manu che è stato con noi, l'appuntamento, questa volta l'appuntamento, non vi diamo nessun appuntamento, seguiteci sui nostri social, Instagram soprattutto, e vi daremo lì le prossime file di conoscere il prossimo appuntamento. Quindi, a tutti voi che ci avete seguito, vi auguro buona serata e